Ancora buon anno e ben trovati con l'Elzeviro della cultura della vostra emittente di informazione preferita. Eccovi in compagnia della terza pagina delle emittenti locali che informano il territorio. Realtà editoriali, a quanto pare poco gradite a qualcuno, certamente poco gradite a chi, con un DPR come il numero 146 del 2017, una fonte secondaria, le sta facendo chiudere a centinaia, con la perdita di migliaia di posti di lavoro. Tutto questo nel silenzio più assordante. Vero che l'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti, ma altrettanto vero è che dette leggi e regolamenti non possono modificare i dettami della Costituzione, ovvero non possono delegificare l'articolo 21 che tutela l'informazione. Gli editori locali non possono essere discriminati con tanta leggerezza e costretti a chiudere perché qualcuno non ha saputo fare o peggio ha volutamente fatto i conti affinché non ci fosse spazio per tutti. È scandaloso che in una repubblica costituzionale la democrazia, perché come ci ha insegnato e più volte ha ribadito il nostro Presidente della Repubblica, Sua Eccellenza Sergio Mattarella, l'informazione è presidio di democrazia. Purtroppo l'informazione, presidio di democrazia, è umiliata, cancellata da una fonte secondaria, un DPR, come detto il 146 del 2017, che non può delegificare la legge che deve regolamentare e figurarsi se può delegificare la Costituzione. Il DPR 146 del 2017 va abrogato. Per questo regolamento centinaia di dignitosissime televisioni che in decenni hanno forgiato la cultura dell'informazione al territorio sono costrette a chiudere entro la fine di marzo. E come appena detto, il tutto sta passando nel silenzio più totale. A fine marzo migliaia di lavoratori saranno costretti a subire il licenziamento. Aziende che funzionano e danno un servizio di interesse generale al territorio, perché l'informazione è servizio di interesse generale. Buona Epifania per darvi il senso della completezza in termini di qualità di lavoro dei nostri editori locali, anche l'ultimo dei gran concerti per le festività. Lo abbiamo scelto anche per rimediare a uno svarione dettato dalla stanchezza e ci sta, credete. Nel concerto di Capodanno avevo presentato il Coriolano di Beethoven dal Teatro Accademia di Conegliano. Faccio ammenda, siamo al Teatro da Ponte di Vittorio Veneto, in uno dei concerti eseguiti nel centenario della Grande Guerra, quello dedicato al conte Brandolini d'Adda. Era e viveva nel castello di Cison di Valmarino, alle porte di Vittorio Veneto, e venne eletto nel collegio di Vittorio Veneto al Regio Parlamento di Roma. È stato l'unico parlamentare che ha lasciato la vita al fronte nella Grande Guerra. Non potevamo non avere un pensiero e dedicargli nel centenario un concerto con ovviamente la collaborazione dell'amministrazione comunale di allora. Ed è un concerto degno. E dal Teatro Lorenzo da Ponte riproponiamo l'Ouverture in Do minore opera 62 da Il Coriolano di Ludwig van Beethoven.
Siamo ora ad un autore apparentemente poco conosciuto, Max Bruch. Di lui il concerto per violino numero 1 in sol minore, opera 26, solista il nostro grandissimo talento Paolo Tagliamento, a dirigere l'Orchestra Filarmonica e i solisti di Radio Veneto 1, il maestro Giorgio Sini.
Suonerò la sarabanda dalla seconda partita di Bach in Re minore.
E il concerto dell'Epifania termina con un omaggio anche ad Antonio da Ponte, il famosissimo librettista di Mozart, era di Vittorio Veneto. Ecco perché abbiamo pensato di chiudere questo concerto con la sinfonia numero 40 in Sol minore K550, appunto di Wolfgang Amadeus Mozart. A dirigere l'Orchestra Filarmonica dei Solisti di Radio Veneto 1 il maestro Giorgio Sini.
Si chiude così anche questa odierna terza pagina del Zefiro della cultura di questa emittente di informazione al territorio. Stateci vicini, chiedete agli amici che conoscete, agli amici politici che conoscete, chiedete loro di abrogare quel DPR che sta facendo chiudere le emittenti locali che vi informano. Aiutateci a salvare belle aziende che hanno imparato in questi 40, 45, 50 anni, hanno forgiato la cultura dell'informazione al territorio, importantissima. Perché bisogna far chiudere? Perché bisogna violare, permettere che venga violato il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione? Siamo o non siamo una repubblica costituzionale fondata sul lavoro? Abbiamo o non abbiamo il diritto di essere informati anche in ambito locale? Bene, grazie. Mi raccomando, acquistate prodotti italiani, diamo da lavorare alla nostra gente, cerchiamo di rispettare le regole, questo è importantissimo, perché magari possiamo farcela meglio. Grazie e alla prossima.